un ulteriore approfondimento. Imprenditori, che cosa avete bisogno, cosa avreste avuto bisogno e che cosa avete ancora bisogno, quindi che non è venuto fuori da questa manovra? Vi ringrazio dell'opportunità perché agli imprenditori non piace fare demagogia. Facciamo delle proposte, io non faccio parte anche di un'associazione industriale che è un'industria Treviso. Il mio punto di vista per l'imprenditore qual è? Intanto perché una persona sceglie di fare l'imprenditore per essere libero, questa è la cosa principale. Noi dobbiamo avere di più una cultura secondo me di tipo anglosassone, lasciare l'imprenditore libero, mentre in Italia l'imprenditore ha le mani legate, quindi ci serve meno burocrazia, sicuramente meno tasse, perché io posso anche decidere di spostare la mia impresa in Austria o in Germania, più cultura imprenditoriale, vorrei vedere non solo licei, non solo scuole di geometri, non solo scuole di cuochi, vorrei vedere nel nostro territorio, ben pubblicizzate, delle scuole per fare impresa, per insegnare ai nostri giovani a fare impresa. Un'altra cosa che serve quindi alle nostre imprese è anche un clima più favorevole. Gli imprenditori di successo nel nostro paese sono sempre additati come degli evasori fiscali, nel senso che se ti va male ti sta bene, se ti va bene sei un evasore. Bisogna cambiare questa mentalità e lavorare anche nella comunicazione. Il ruolo dell'impresa è un ruolo sociale fondamentale, senza l'impresa non c'è lo sviluppo del valore, non c'è la creazione del valore e dopo la distribuzione dello stesso in tutte le varie fasi della società, quindi penso che questi siano dei punti assolutamente fondamentali. Ecco, quindi avrebbe dovuto toccare maggiormente sostanzialmente l'agevolazione fiscale e una sburocratizzazione la manovra. Guardi, c'è oppure una non spesa... poteva farlo perché comunque è un governo tecnico, entrare nel merito non si poteva ancora. In Italia c'è una spesa pubblica di aiuto alle imprese che è dell'ordine dei 30 miliardi. 30 miliardi è una cifra elevatissima che corrisponde per esempio a circa un decimo di quello che viene speso per le pensioni, oppure quasi il doppio di quello che viene speso per la spesa militare, che si attesta intorno ai 18 miliardi. Questi 30 miliardi di aiuti alle imprese, paradossalmente io che sono un imprenditore dico ridimensioniamoli considerevolmente, perché in uno Stato oligarchico come l'Italia ho il dubbio che questi fondi poi vadano sostanzialmente a finanziare la grande impresa con dei provvedimenti a pioggia che non portano da nessuna parte. Non serve a nulla stimolare e sovvenzionare l'imprenditoria in questa maniera. Quello che l'imprenditore ha bisogno è di una piattaforma agile, snella, anche qualche regola in meno, perché viviamo in un contesto europeo che temo che si stia sbilanciando troppo verso una sovra e super regolamentazione che crea troppi vincoli all'imprenditore. Bisogna essere, non dico liberisti, però un po' più dal punto di vista dell'imprenditore, il quale oggi gioca in un mercato globale, quindi da una parte si deve confrontare con altre realtà che non hanno questi vincoli, a parte il costo del lavoro là si può fare ancora abbastanza poco, però se potesse scendere anche quello sarebbe meglio. Però ripeto, riduciamo pure, io lancio questa come proposta, riduciamo gli aiuti alle imprese però rendiamole più libere, perché l'imprenditore di questo ha bisogno. Assolutamente, ecco, c'è un'altra questione, si è parlato di una fiscalità europea.